Il coordinamento nazionale delle professioni sanitarie, previsto nello statuto della CISL-FP nazionale, nasce dall'esigenza di dare una migliore risposta in termini di efficacia ed efficienza dell'azione sindacale verso i lavoratori appartenenti agli oltre 20 profili professionali, sanitari e sociosanitari che noi rappresentiamo. Attraverso il reclutamento di delegati sindacali appartenenti ad ognuno di questi profili professionali, sanitari e sociosanitari, otterremo quindi, attraverso la loro formazione, l'acquisizione delle competenze trasversali che devono essere possedute, ma un valore aggiunto intrinseco enorme dato dalla semplice appartenenza a quel profilo professionale che ci darà dei risultati in termini di risposta sindacale, il nostro obiettivo. Qual è la nostra missione quindi dal punto di vista organizzativo? Molto semplice, avere dei team a livello regionale, poi a cascata a livello provinciale, aziendale, a livello del territorio, sempre tenendo a mente, avendo ben presente, quel sindacato di prossimità verso il quale ci ispiriamo per essere sempre più vicini ai lavoratori. Paolo Libero, come avete visto, è il nostro coordinatore regionale delle professioni sanitarie. Un aspetto sul quale dobbiamo essere in grado di migliorare la nostra azione attiene alla capacità di rappresentare le diverse professioni di tutti i comparti, a partire da quelle sanitarie e sociosanitarie, cogliendo le istanze che questi lavoratori esprimono e traducendole in una valorizzazione del loro ruolo e del loro profilo all'interno dei diversi contesti organizzativi. In particolare alcuni professionisti della sanità percepiscono la nostra appartenenza a un sindacato confederale come non sufficientemente in grado di cogliere le peculiarità delle diverse figure e, essendo molto sensibili agli aspetti identitari, si sentono maggiormente rappresentati da sindacati professionali. Noi sappiamo invece essere molto attenti anche a questi profili, che vogliamo riconoscere all'interno di una più generale valorizzazione di ruoli e responsabilità. Intendiamo pertanto continuare ad implementare il modello organizzativo innovativo che stiamo sperimentando per consentirci di approfondire il dialogo e il confronto con questi lavoratori e proseguire nel percorso di rappresentanza avviato. Anche in comparto della sanità ha visto dal 2009 ad oggi una progressiva e pesante azione di tagli lineari, a partire dal vincolo tuttora non superato di blocco delle spese di personale, che ha compromesso l'operatività del nostro sistema sanitario, chiedendo grandi sacrifici alle lavoratrici e ai lavoratori, soprattutto in questi 2 anni. L'emergenza sanitaria che stiamo affrontando dal febbraio del 2020 ha rimesso al centro del dibattito il tema del ruolo della sanità pubblica e ha evidenziato, anche in una regione che può vantare alti standard performativi come il Veneto, una non ancora adeguata risposta ai bisogni dei cittadini, rendendo palese quello che stiamo denunciando da anni, ovvero la grave insufficienza di organico determinata dalle politiche attuate in precedenza. Non mancano solo medici, sia nell'ospedale che nel territorio. C'è una carenza di professionisti sanitari e sociosanitari, come di personale tecnico-amministrativo, che non consente di realizzare e attualizzare al mutato contesto il progetto definito dal piano sociosanitario regionale. In maniera particolare va irrobustita l'assistenza territoriale, non solo per i problemi sanitari contingenti, ma per le aumentate esigenze vecchie e nuove. I dati sottoriportati sono frutto di un nostro studio fatto a fine del 2020. L'analisi riguarda solo l'attività ordinaria e non il personale necessario a coprire le esigenze da Covid-19 e quello previsto nel PNRR, in particolare nelle missioni 5 e 6. Riporto in estrema sintesi. In Veneto sono 34.000 gli infermieri occupati, di cui 24.000 in sanità pubblica, 3.500 nelle RSA. Questo è un dato da rivedere perché, come dicevamo, una ricerca fatta nel 2020 c'è stato uno spopolamento di queste strutture verso il servizio sanitario. Circa 6.500 in sanità privata ed altri servizi, 1.300 sono i laureati per anno. La carenza e il fabbisogno totale stimato è di circa 8.000 unità. Operatori sociosanitari, 35.600 occupati in totale, di cui 8.600 in sanità pubblica, 23.000 nelle RSA, 400 in altri servizi, disabili, domiciliarità, sanità privata. Di questi 12.000 hanno un'età superiore ai 55 anni.
4.000 formati nel triennio 2017-2019. La carenza e il fabbisogno in totale di circa 2.000 unità, in aumento. Come CISL-FP ribadiamo che le nostre azioni sono orientate a sostenere con forza la centralità della sanità pubblica, che deve realizzare una reale presa in carico della persona e non solo della patologia, garantire la prossimità, operare attraverso modelli organizzativi innovativi e integrati, valorizzando le competenze e le professionalità dei lavoratori del servizio sanitario. Partendo da questo assunto riteniamo che il PNRR sia una straordinaria occasione per programmare gli interventi utili a migliorare il sistema e sostenere le necessarie riforme che ne consentano la realizzazione. Bisogna riprendere la riflessione già avviata, arricchendola di valutazione sui nuovi contenuti emersi e portare il nostro contributo fin dalla fase di elaborazione e declinazione dell'organizzazione del nostro sistema sociosanitario. La valorizzazione dei professionisti che noi rappresentiamo si deve attuare già a monte del processo, contestualmente alla definizione dei modelli organizzativi, dei livelli di responsabilità e della governance. Sono questi elementi intrinsecamente connessi. Profili, ruoli, responsabilità devono essere coerenti con le strutture organizzative, le modalità e i processi attraverso i quali le diverse attività si realizzano. Siamo pertanto perfettamente consapevoli che intervenire a valle quando il disegno è già stato definito sarà troppo tardi, poiché i margini di intervento saranno esigui. Conseguentemente la nostra azione deve essere orientata ad un incisivo protagonismo sia nel confronto interno, ai diversi livelli della nostra organizzazione, sia nel confronto esterno con i diversi soggetti interessati, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, le ULSS e le associazioni professionali. All'interno di questo quadro si inserisce il percorso per rinnovo del contratto nazionale del lavoro del comparto sanità. La piattaforma che è stata presentata comprende al suo interno tutti i punti qualificanti per realizzare gli obiettivi individuati, a partire dalla revisione complessiva del sistema di classificazione e del sistema indennitario fino al tema delle relazioni sindacali. In particolare per ciò che riguarda il riordino del sistema di classificazione, nel nuovo contratto vanno introdotti quei cambiamenti necessari ad adeguare il riconoscimento professionale ai cambiamenti che si sono verificati nel sistema sanitario, consegnando alla contrattazione collettiva aziendale la valorizzazione della professionalità, della responsabilità e dell'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori. Nella nostra regione negli ultimi anni per la sanità sono stati anni di profondi cambiamenti. La legge 19 del 2016 di riforma delle aziende sanitarie ci ha vista di prima impegnati a garantire i presupposti di tutela del personale coinvolto sia dal punto di vista economico che normativo e poi ad accompagnare le fasi organizzative dell'intero percorso. Grazie alla conoscenza puntuale dei problemi e alla competenza dei nostri operatori, delegati e RSU, che sono stati in grado di entrare nel merito delle diverse questioni con precise proposte, siamo riusciti a sottoscrivere nuovi accordi di reale garanzia per tutti i dipendenti delle ex aziende, perequando situazioni economiche spesso profondamente squilibrate. La contrattazione decentrata rimane lo strumento fondamentale attraverso il quale esercitare il nostro ruolo e accrescere la nostra rappresentatività. Abbiamo però la necessità che siano assicurate le giuste risorse per riconoscere il merito a tante lavoratrici e lavoratori le cui retribuzioni si collocano oggi in Veneto al di sotto della media nazionale e non fotografano per nulla la qualità e la mole delle prestazioni erogate.